credo che anche questa volta non abbiamo proprio un governo scelto totalmente dagli italiani, perché se fosse stato scelto totalmente dagli italiani avremmo la coalizione di centrodestra che decide chi è che deve andare a governare. Sicuramente le due forze si controlleranno l'un l'altra e finché si va nella linea del contratto il governo potrà continuare appunto senza assolutamente nessuna preoccupazione. Anch'io mi auguro che l'autonomia arrivi il prima possibile, perché così Zai avrà una scusa in meno per dire non riesco a fare questo o quello. Prima arriva l'autonomia, meglio riusciamo. Uno ti dice, vediamo, speriamo che arrivi a casa subito, ok? La questione dell'autonomia, che questo è chiaro per tutti, ok? Così il governatore se la mette via. Ma cosa stiamo parlando? Raffaele, ma cosa stiamo parlando? Abbiamo iniziato la puntata dicendo che in Regione Veneto non cambierà assolutamente nulla, ma state governando un paese, i 5 Stelle staranno comunque al loro posto e voteranno quello che vogliono votare. Questo, in Regione Veneto... vi mettete d'accordo cosa devono votare? No, noi non ci mettiamo d'accordo, noi abbiamo la nostra maggioranza, dopo i 5 Stelle voteranno quello che vorranno in aula, come faranno in Parlamento. Io dico solo una cosa, c'è un governo che sta partendo, deve ancora iniziare e già stanno guardando lo spread, che tra l'altro lo spread è allo stesso livello di gennaio con Gentiloni e nessuno lo dice, stanno tirando fuori che è aumentato il prezzo della benzina per colpa di un governo che deve ancora partire quando abbiamo il Medio Oriente in fiamme con guerra dappertutto e il prezzo della benzina aumenta perché forse si farà un governo a Lega 5 Stelle. Io sto vedendo che si sta muovendo tutte le testate giornalistiche, tutti i telegiornali, tutto quanto per fare iniziare il battage, la borsa crolla. È un film che abbiamo già visto.